Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con discreti 4 anni. Sono in sé al via dopo il ritiro di Zenox B, il premio Belalcazar. 1-0 in condotto P, Giuseppe Prestipino. 2 Zaira delle Selve, Roberto Vecchione. 3 Zimmerman, Maurizio Cheli. 4 Zalabarman, Alessandro Fonte. 5 Zute Ols, Andrea Farolfi. In seconda fila 7 Zingaro Gad, Vincenzo Piscuoglio. Leggermente lontano dall'ala Zaira delle Selve, che rinuncia allo stacco. Stacco che avviene ora con Zalabarman che scende alla corda davanti a Zute Ols, poi 0 in condotto P, Zimmerman all'esterno, poi Zingaro Gad, mentre partita con molta cautela Zaira delle Selve. Il vantaggio l'allievo di Alessandro Fonte con 0 in condotto P in seconda posizione, 14 tra i primi 200 metri. Vediamo se Giuseppe Prestipino andrà a chiedere strada o rimane lì secondo alla corda. Sembra la seconda soluzione. Zingaro Gad che ha colto buona partenza dalla seconda fila ed è terzo davanti a Zimmerman e Zute Holz che si è accodato quinto. Intanto 29,5 il primo quarto, con in vantaggio il figlio di Igor Font, seguito da 0 in condotto P. Si è ricongiunta anche Zaira delle Selve che accenna a spostare al largo. Intanto 45,2 i primi 600 metri, sempre tutti in fila indiana. Zalabarman, 0 in condotto P, Zingaro Gad, Zimmerman, Zute Holz e Zaira delle Selve che accenna ad avanzare. Frazione qui davanti ai tribuni in 15,5, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 7 decimi, si gira Alessandro Fonte, non vede arrivare nessuno. La prima che si muove è Zaira delle Selve che sta avanzando sul passo, la sua schiena è presa da Zute Holz. Intanto arriviamo al paletto del chilometro, passato in 1,16,1, sempre 0 in condotto P in seconda posizione. Davanti a Zingaro Gad, avanza Zaira, 0 in condotta rimane lì, poi Zute Holz sposta Zingaro Gad in anticipo sulla leva di Andrea Farolfi. Intanto 14,5 la retta di là, Zaira delle Selve si getta di galoppo e quindi Zalabarman Numero sempre in 2 Zaira vantaggio delle su 0 in Selve, condotto P, Zingaro Gat squalificato. che ci prova, poi Zimmerman in terza posizione alla corda, ultima curva passata ancora in 14,5, Zalabarman si presenta in vantaggio in retta d'arrivo, si getta di dentro 0 in condotto P, Zalabarman cerca di difendersi ma 0 in condotto P a spunto fresco, cerca ancora Zalabarman ma sul palo, 0 in condotto P vince su Zalabarman e Zingaro Gad. 14,5 ancora l'arrivo, media di 1,14,4 per il figlio di Letuche, il training di Eric Bondo, la guida di Giuseppe Prestipino per la scuderia Wave France. Viene a vincere in open stretch, cerca di difendersi ma deve soccombere. Zalabarman che comunque è autore di buon percorso all'avanguardia, mentre buon terzo anche il Sauro Zingaro Gad, la quota da favorito di 0 in condotto P 1,47.